Ebbene, eccoci qui Alberta. Buongiorno Alberta. Buongiorno, Siamo oggi alla seconda parte, chiamiamola puntata della presentazione del tuo libro e naturalmente leggendo nella prefazione riesco a capire qual è la parte della tua anima che tu esprimi. Naturalmente tu sei laureata in lingue, è una laurea importante, e ami viaggiare e adori conoscere il mondo, dici, e le sue molteplici sfumature. Sono nata in una famiglia aperta al mondo, ma che mi ha insegnato ad amare la storia, l'arte e la cultura. Ed è proprio questo che tu vai ad esprimere nella stesura di questo bel volumetto. Poi c'è un'altra parte che dice: ho imparato nelle feste paesane i canti in dialetto, e questo è bellissimo. Finestre aperte sulla vita di un tempo, al suono allegro della fisarmonica, per esempio alle Opla Curva, bellissimo. Amor dammi quel fazzolettino, anche questa l'abbiamo cantata tutti, no? Parte della nostra storia. Vuoi che la cantiamo? Magari la regia non è neanche d'accordo. Io sono intonato, tu forse Anche io. Anche tu. Allora possiamo. Ma guarda, facciamo che la fai ascoltare nella versione del gruppo di Enrico, che è mio fratello, sì, che suona. Meno male che l'hai detto, perché stavo partendo con Amor dammi quel fazzolettino. Enrico suona nei Made in Piave e riarrangiano le canzoni popolari in chiave pop, e quindi magari ti mando un video nel quale puoi far ascoltare Amor dammi. Perfetto. Io li ho sentiti, sono veramente bravi, sono un gruppo da portare anche qui, la Porsea, il Poenta e Baccaia. No, ce n'è un'altra che è fantastica, a parte la Porsea, l'ha fatto i Porsei, ma Bionda Petenete, Fatte la riga in banda, è fantastica. Ragazzi, prendetevi il libretto, questo volume che è straordinario, poi andate a sentirvi su Google, su YouTube. Loro hanno un canale, sono i Made in Piave. Perfetto. Bene, cosa dici Alberta? Parliamo di personaggi. Dalla seconda parte e parliamo di personaggi. Naturalmente personaggi che presenti oggi, presentalo te, perché altrimenti io lo sbaglio. Sì, perché è un nome che si può confondere. No, oggi parliamo di Elena Cornaro, anche se nel mio libro parlo di vari personaggi. Parlo di l'inventore degli arachidi, che è Obici, che è diventato famoso in America, oppure che ha inventato lo screen saver, oppure quello che ha inventato lo zampirone. Però mi piaceva parlare di Elena Cornaro perché è la prima donna laureata al mondo ed è una veneta. E lei si è laureata nel 1678 a Padova. In realtà la storia di Elena è molto affascinante, perché lei nasce da Giovanni Battista Cornaro, che era un procuratore di San Marco, e da una popolana che è Zanetta Boni. Il papà e la mamma avevano pensato per lei, come un po' tutte le donne che appartenevano alla nobiltà dell'epoca, una vita facile, sposata ad un nobile e quindi senza tante pretese. Però Elena era un po' diversa. Elena aveva il suo carattere e esprime il suo carattere, vuole fare quello che ha in testa di fare. I genitori non la volevano religiosa e lei diventa oblata benedettina. Non la volevano studiata e lei insiste per studiare, però c'era un problema, perché nel 1600 intanto lo studio era concesso agli uomini e lei oltretutto voleva studiare teologia. Prova a pensare, Bruno, in quel periodo tutto l'aspetto religioso, quello che dominava, era maschile, cioè. Per cui il papà dovette andare dal cardinale Barbarigo, che all'epoca era rettore dell'Università di Padova, e chiedere se concedeva alla figlia di studiare. La figlia voleva studiare teologia, però il cardinale Barbarigo disse: siccome questa ragazza ha così tanta volontà di studiare, non posso fargli studiare teologia perché altrimenti andrei contro ogni regola, però concedo a lei di studiare filosofia, che la riteneva una materia forse più leggera. Elena voleva studiare a tutti i costi, accettò di studiare filosofia, si laureò in filosofia nel 1678 a 32 anni,
Ma il fatto che una donna si laureasse era una cosa che, inusuale, ma che venne riferita in tutta Europa, tanto che anche Luigi XIV ne venne a conoscenza e voleva capire se realmente in una testa di donna ci poteva essere così tanta intelligenza, dato che lei parlava correntemente in latino, sapeva di tantissimi argomenti. Allora lei disse: io mi metto alla prova. Luigi XIV mandò i suoi informatori, lei concesse di dare sfoggio della sua cultura in Prato della Valle davanti a un sacco di persone, e gli informatori di Luigi XIV rimasero così stupiti che dissero: caro re, nella testa di una donna c'è così tanta cultura, lo dobbiamo ammettere. Quindi in realtà la prima donna laureata al mondo è una donna veneta, di cui dobbiamo pregiarci, perché come vediamo lei è una delle poche immagini che la rappresenta. Però la cosa un po' triste, se vogliamo, è che è la prima donna laureata al mondo, però non esiste un'aula universitaria a lei dedicata, c'è solamente una statua all'Università di Padova, al Bo che ne elogia il suo pregio, c'è qualche scuola superiore a lei dedicata, e la cosa curiosa, c'è anche un cratere sul pianeta Venere che richiama Elena Cornaro, però io mi auguro, gliel'ho detto anche al governatore, che prima o dopo in realtà un'università gli sia dedicata, perché se lo meriterebbe. Una persona, un personaggio così importante, così colto, penso abbia contribuito all'arredamento della Villa Cornaro, no? Ma in realtà lei non appartiene a quella famiglia. Lei ho fatto no, confusione. È un cognome veneto, per cui alla regina Cornaro, quella è un'altra famiglia. Loro erano in realtà di origini molto più umili, anche se anche la regina di Cipro porta il cognome Cornaro, e anche quello è un bellissimo capitolo della storia veneta. Mi è venuto in mente quella famosa villa Sì, che era fantastica, l'avevo collegata a lei, però abbiamo anche fatto bene a parlarne. Sì, no, ti dico, in realtà la cultura veneta ha, se noi solo pensare a Venezia, puoi pensare di tutto, perché dico, dalla religione all'arte, alla cultura, alle tradizioni, cioè se pensi, da poco c'è stato anche la festa della Scienza, lo sposalizio del Doge al mare, e sai, parlavamo di ripresa alla quotidianità, il patriarca e il sindaco di Venezia hanno voluto ridare questo piccolo simbolo, anche se non con tutto il lustro della regata storica, proprio per dare un simbolo di tornare alla normalità, perché ogni anno sai che Venezia sposa il mare, il Doge buttava l'anello in simbolo di sposalizio col mare. Quest'anno lo hanno rifatto in piccolo, però insomma è un simbolo di ritorno alla normalità. Da una donna colta e intelligente come te non si poteva altro che sentir parlare bene di un'altra donna. Sì, io ho l'ammirazione per le donne intelligenti. Intelligente. Ho scritto anche un altro libro, Bruno, che parla di un personaggio, Vito Favaro, era un ciclista professionista che era di Sarmede, e lui è stato importante perché a parte che ha vinto 2 tappe al Giro d'Italia, però lui nel 58 arrivò secondo al Tour de France dopo Charlie Gaul, e portò la maglia gialla per 5 tappe del Tour de France, e soprattutto le tappe più dure, quella di Paul Huchon, che è nominata come... E lui fu per gli abitanti del territorio, fu un grande esempio perché partiva da nulla ed era diventato famoso, per cui fu un grande stimolo per gli abitanti della sua zona, per la voglia di riscossa. Certo. Poi comunque un esempio. Noi nel nostro territorio ciclisti ne abbiamo tantissimi, per cui questo è solo uno dei tanti, certo. Però è una zona che al ciclismo ha dato tantissimo. Bene Alberta, allora stiamo concludendo anche la seconda parte, la seconda puntata della presentazione di questo fantastico libricino, e allora invitiamo i nostri video ascoltatori ad andare ad acquistarlo dove?
Ripetiamo. Allora, è edito da Alba Edizioni, lo si può comprare nel sito di Alba Edizioni, nelle librerie e online, nei vari siti online. Io ve lo consiglio perché veramente prende e si riesce a concepire quello che l'Alberta vuole esprimere, quello che la sua anima vuole raccontare, leggendolo riga dopo riga. Ricordatevi, scaricate l'app di Veneto Globe, andate sul Play Store, scaricate l'app e avete la facilità di entrare in Veneto Globe e di vedere le nostre trasmissioni che parlano di tutto, di arte, di cultura, di feste e è molto importante seguire Veneto Globe perché c'è anche l'Alberta. Ciao a tutti. Ciao!